Ciao, bentornato nel mio canale. Oggi vorrei parlare di un fatto recentemente accaduto, ovvero il furto del Louvre in Francia. Ma non vorrei soffermarmi tanto sul furto in sé, perché sono palesi le carenze, le abbiamo viste tutte, una roba del genere non si può vedere nel 2025, quanto soffermarmi su ciò che è avvenuto dopo il furto, ovvero quella polemica rimbalzata su tutte le testate relativa a quella famosa password. Ovviamente parliamo di sicurezza informatica, ovviamente se si parla di sicurezza informatica non lo posso fare da solo, ma lo faccio con l'amico esperto e autore di un intero capitolo del mio libro, Stefano Toffano. Vai Stefano. Un saluto a tutti, buongiorno, sono Stefano Toffano, sistemista informatico, autore dei 3 libri della sicurezza informatica, oltre del capitolo fatto con Davide. E chiaramente faccio anche il formatore per quanto riguarda networking e cyber security. Cominciamo questa bellissima chiacchierata molto interessante, così sfatiamo un po' di fake news. Interessante e direi assolutamente informale, quindi una chiacchierata tra amici. Io ho chiamato Stefano qualche giorno fa, gli ho detto: Stefano, dammi una mano a chiarire questi aspetti che insomma a me hanno lasciato un po', come dire, non tanto l'amaro in bocca, perché ormai il furto è avvenuto, l'abbiamo visto tutti, abbiamo visto che cosa è successo e, come dicevo prima, le carenze per quanto riguarda la sicurezza del Louvre lasciano il tempo che trovano, ma qualche giorno dopo il furto, appunto, su tutte le testate giornalistiche, più o meno giornalistiche, perché poi è rimbalzato ovunque, è diventato virale, quella notizia della password dei sistemi informatici. Sembra, non ci è dato sapere, perché poi la info, la notizia è sempre risicata e si ferma allo stretto necessario per fare hype, purtroppo, ma appunto sembra che la password dei sistemi informatici del Louvre fosse Louvre. Ora, io a onor del vero, Stefano, ho letto anche che quella password risale a un controllo sui sistemi informatici datato 2014. Tu addirittura mi dicevi 2012, se non sbaglio. Focalizziamoci sul 2014, che sono le fonti maggiori che abbiamo potuto osservare e vedere. Premesso che con la data di registrazione di oggi del nostro video sono passati ben 11 anni. 11 anni. 11 anni. È come dire, sì, ho letto anche, ma perché ci sono dei computer con Windows XP, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente ci sono stati anni fa. Ora non c'è un articolo, un video, una dichiarazione ufficiale dell'ente che dice: nel nostro sistema informatico sono presenti questi dispositivi con queste caratteristiche, con queste credenziali, quantomeno negli ultimi 2-3 anni. Ovvio, 10 anni fa Windows XP ancora girava. Purtroppo si trova ancora Windows 7 in giro su qualche azienda. Quindi che ci vogliamo dire? Puntiamo il dito quando noi a casa nostra siamo messi peggio di loro? Non va bene. Guarda, io ho fatto un piccolo ragionamento che potrebbe anche sembrare stupido, no? Però 11 anni fa sarebbe come dire, ma sai, non avevi il Face ID sul cellulare, non avevi l'impronta sul cellulare. No, non c'era. Non c'era. Quindi, tra l'altro, visto che tu sei l'esperto informatico, vorrei anche agganciarmi al fatto che il GDPR è entrato in vigore nel 2018. Tra Quindi l'altro. ben 4 anni dopo,
Quindi semmai ci fossero stati dei controlli, semmai ci fossero stati degli obblighi di privacy e di sicurezza, lasciami dire, non li giustifica, ma sarebbero entrati in vigore dal 2018, a partire dall'entrata in vigore appunto del GDPR. Quindi mi viene da dire che forse è polemica un filino sterile? È per fare fake news, per fare like sui vari social e mettere qualcosa in pasto ai social, in pasto a internet, in pasto agli utenti che leggono e osservano. Come sparare alla Croce Rossa, cioè è sicuramente a livello di buonsenso anche nel 2014 sbagliato certe cose lette e viste, ma faccio una domanda. Tu, amico ascoltatore, tu sei un installatore dei sistemi di sicurezza, videosorveglianza e quindi anche come te, Davide. Sì. Che credenziali metti? Uno, sono complesse? Superano i 10 caratteri, compresi speciali, numeri e quant'altro? Oggi parlo chiaramente. Cambi ovviamente tassativamente ogni volta che metti un dispositivo in rete le credenziali di fabbrica o lasci admin o password 1 2 3 4 5 6 7 8, cioè le fai oggi perché ti posso garantire, e questo è importante che l'utente finale ci ascolti, ti posso garantire che ci sono ancora tecnici, tra virgolette, che lasciano di default le credenziali. Poi tutti piangono, il cliente finale piange, mi si vede la telecamera online. È ovvio, ma è proprio ovvio. Hai detto la parolina magica, online, perché a questo punto, quasi come se fosse una partita di briscola la nostra, io calo il carico, perché chi ci dice veramente che quell'impianto fosse online? Sempre in riferimento al Louvre, ovviamente, ovvero può sembrare banale quello che sto per dire, ma se l'impianto è online, è sottoposto a determinati rischi. Se l'impianto è offline, ovvero come se fosse una TV a circuito chiuso, no? E non collegata in rete. Non collegata in rete, anche perché, lasciami dire, non dovrebbe essere in rete, perché il GDPR impone che la videosorveglianza nei luoghi di lavoro non debba essere in rete. Quindi, partendo da questo presupposto, il fatto che la password fosse Pippo Pluto o Louvre non aumenta il rischio di quelle apparecchiature, perché l'eventuale ladro hacker che sia, che dir si voglia, dovrebbe essere all'interno di quella rete. Stefano. Concordo pienamente. Poi, come gli enti, come le aziende, anche pre-GDPR, è difficile che non sia stato presente un firewall per la segmentazione e la protezione attiva della rete, perché comunque sia in certi contesti si è sempre utilizzato. Oggi serve anche a casa della signora Maria, ma 15 anni fa, 14 anni fa, 11 anni fa, 10 anni fa, nelle aziende, nei grossi enti era fondamentale, perché comunque sia delle norme ISO del settore già erano presenti all'epoca, ISO quindi europea, va bene anche per la Francia, Italia e quant'altro. Quindi anche un semplice buonsenso, due accortezze penso che ci siano. Poi parliamo di 15 anni fa sicuramente ancora girava il famoso PC con Windows XP, magari collegato a dominio con un server o quant'altro, protetto dal firewall, protetto da anti-malware, mi auguro, e comunque sia 15 anni fa posso dire che poteva anche andare bene. Ovvio che oggi non andrebbe bene un computer XP, Windows 7, oggi anche Windows 10 messo in rete, perché non è più supportato dal produttore, quindi ci sono delle vulnerabilità presenti. Tornando al discorso dell'NVR o il DVR, probabilmente era un DVR, perché parliamo di prodotti di 15 anni fa, abbondanti,
magari aveva semplicemente il monitor e connettevano in rete soltanto per delle configurazioni. Nel senso che magari collegava anche direttamente un PC al registratore, al videoregistratore, senza metterlo proprio necessariamente in rete. Parliamo Ma di guarda, tantissimi anni fa. ma guarda, mi permetto di dire che forse anche neanche, nel senso che andiamo a vedere che cosa facevamo 15 anni fa. Teniamo presente che negli ambienti pubblici probabilmente scarseggiano sempre i soldi per investire in sicurezza, e quindi se le apparecchiature di 15 anni fa forse erano anche le apparecchiature montate, installate 20 anni fa. Di, Probabile. di che cosa stiamo parlando esattamente? Probabilmente parliamo di un videoregistratore che si configurava, come hai detto tu, localmente, ma anche senza accedervi col PC, cioè tu avevi il tuo monitor dal quale facevi tutte le impostazioni passo passo di quella macchina, telecamere magari analogiche che si connettevano col coassiale al videoregistratore, e quello bastava, perché quello era 20 anni fa. Ora, certo, ha fatto scalpore il furto, e sull'onda di quello scalpore tutte le testate ci hanno un po' marciato per fare view, per fare like, come hai detto tu prima. Ma di fondo, di che cosa stiamo parlando? Diverso sarebbe se uno mi dicesse, sai, hanno rubato le password della videosorveglianza, come è successo da un'altra parte, dove però poi si è scoperto che fosse coinvolto, sembra, un tecnico. Allora parliamo di cose completamente diverse, ma sull'impianto del Louvre di cui vorremmo parlare oggi, non mi sento di farne una colpa per quella password così semplice. Poi chiaramente se ci fosse una ufficialità di informazioni proprio da parte dell'ente che gestisce il Louvre, che dice sì, signori, l'NVR era stato aggiornato, le password effettivamente era quella, era collegato in rete per la videosorveglianza remota da parte dell'ente terzo, quello che ti pare, allora no, c'hai tutte le colpe del mondo perché non hai seguito proprio un ABC, neanche l'A in quel Certo. caso, ma se non c'è una comunicazione ufficiale, un dato ufficiale, per me sono fake news, punto. Quindi è inutile parlare di cose di 15 anni fa, da questo punto di vista a livello informativo. Anzi, è buono parlarne per, come ho detto prima, sensibilizzare il cliente finale, perché ma io compro dal grande distributore, quello che comincia con la A, che c'ha il sorriso. Sì, bene, ma quello distribuisce componenti, oggettistica, non è responsabile della tua sicurezza digitale, quindi sta a te che metti la telecamera comprata lì, cambiare le credenziali e cercare di capire dove potrebbero andare le tue informazioni, perché se mi vanno in un server fuori EU, ti dico non va bene. Se mi rimane in Italia da server certificati conosciuti, ti dico può andare bene, ma mi raccomando, cambia le credenziali default perché sennò te le trovi nei siti noti e ti vedono le telecamere di quando tu vai in bagno. Punto. Certo, questo purtroppo, scusa, ti interrompo velocemente, ma questo succede mediamente, vorrei dire, al privato che vuol far da sé, che legge il QR code e ha la telecamera direttamente connessa a un cloud che non si sa dove sia, della quale sono sconosciute le password, l'indirizzo IP, eccetera, eccetera, eccetera. Credo non debba essere così, non dovrebbe essere così, sempre virgolettato, per un ambiente di lavoro dove invece ci sono delle regolamentazioni. Una domanda, Stefano, per te, poi ti faccio chiudere il tuo discorso, scusami ancora se ti ho No, interrotto, tranquillo. ma nel caso invece, noi parliamo di rete locale, nel caso invece ci fosse stata una VPN. Una VPN, il principio è lo stesso di una connettività che vada fuori dalla propria sede, perché comunque sia la VPN deve essere protetta da un firewall con tutti i controlli del caso.
perché come è successo quella volta nella regione Lazio, adesso non mi ricordo qual era l'ente, che è stata bucata, che è andata in down l'intera regione, è dovuta da un PC connesso del dipendente che era infettato, probabilmente non c'aveva anti-malware, quindi protezione antivirus, probabilmente non c'erano dei controlli fatti a modo sul firewall. Non è colpa del dipendente di per sé col computer aziendale che si è connesso in VPN, lui sicuramente ha fatto il suo dovere, semplicemente la parte sistemistica della regione aveva i buchi grossi pieni di ruggine, perché la VPN è sicura perché nessuno può vedere quello che accade nel flusso dati, ma se il dispositivo che si connette alla rete aziendale è corrotto, automaticamente è come un ago con le malattie dei tossici dipendenti e diffondi le malattie. Quindi la VPN sì, va bene, ma comunque sia la VPN deve essere protetta. La password sicuramente, visto che parliamo del dispositivo che è comunque sia anche in rete locale, anche se non andava all'esterno tramite altre modalità, tipo la porta aperta, mai da evitare, o le VPN, comunque sia in rete. La password anche 10 anni fa in quel modo non andava bene, quello è chiaro, quello è proprio il buon senso, l'ABC, normative europee che già ci sono da 20 anni, insomma. Certo, certo, quindi diciamo che per chiudere un po' il cerchio attorno a questa favola della password del Louvre, noi potremmo dire che senza dati certi non possiamo puntare il dito su nessuno. Se quelle apparecchiature, come potrei pensare io e come sarebbe stato corretto che fossero offline, quindi non in rete assolutamente, come dovrebbe essere per un ambiente di lavoro, ok? Ribadiamo questo concetto, perché poi il datore di lavoro che ci chiama per fare la videosorveglianza vuole l'applicazione, non lo potrebbe fare secondo GPR se ci sono dipendenti. Salvo autorizzazioni particolari, ma deve essere comunque sia autorizzato dall'ente preposto, insomma. Bene, quindi se quella videosorveglianza, parliamo di impianto di videosorveglianza, loro in realtà parlano di sistemi informatici, quindi non ci è nemmeno dato sapere di che cosa si parla, cioè di che cosa stiamo parlando. Sistema informatico era il computer dei biglietti all'ingresso o era veramente la videosorveglianza? Che comunque, ribadiamo anche questo concetto, non necessariamente ha a che fare con l'impianto di allarme e quindi non necessariamente coinvolge o riguarda il furto che è avvenuto. Perché tutto questo casino, sì, è vero, dice qualche collega, ti fa pensare a quanto avessero a cuore l'aspetto legato alla sicurezza, ma l'impianto di allarme e la videosorveglianza, che dovrebbero essere cose distinte, non necessariamente dipendono entrambi da quella password. 11 anni fa, 15 anni fa, quanti impianti di allarme avevamo con l'app, Stefano? Con l'app pochissimi. Erano rarissimi. D'accordo, chi aveva Ma c'era la anche scheda? c'era anche un altro problema 11 anni fa, quindi facciamo finta che sia 15 anni fa, perché comunque sia un po' ulteriormente retroattivo. Che connettività avevamo nelle città o nei paesi per poi accedere da remoto eventualmente per il fortunato che aveva un NVR con l'app? Avevamo le ADSL che vedevi un'immagine sgranata fatta male al secondo, cioè era altri tempi proprio. Sì. 10 anni in informatica è come 70 anni di vita nostra, cioè un altro mondo. Assolutamente. Aspetta, perché dopo questa la taglio, ma mi sta arrivando quel raggio di luce che mi
mi fa sembrare un angelo. No, te lo stavo per dire, è figata invece. Bene, allora io direi che spero che questo video possa tornare utile a chi ci segue, quantomeno per capire che le reti oggi, non 11 anni fa o 15 anni fa, sono a rischio quotidiano che qualcuno si intrometta e possa fare cose anche nelle nostre abitazioni, perché uno dice a me non me ne frega niente che uno mi veda la telecamera, ma quello è il rischio minore dal mio punto di vista. Il rischio maggiore è che uno possa sfruttare la tua rete e tutti i device ad essa connessi per fare cose o per creare delle situazioni sfruttando la tua connessione, e quindi come se fossi stato tu, caro amico che ci stai seguendo, perché il tuo indirizzo IP è il tuo nome, cognome e indirizzo di casa, è la tua carta d'identità in quel momento, e a nessuno importa, in prima battuta ovviamente, che quell'IP in quel momento lo usassi tu o lo usasse un hacker. Quindi anche per questo video direi che è tutto, spero che possa essere stato di tuo interesse. Continua a seguirci, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andremo a pubblicare in futuro. Io ringrazio il buon Stefano Tofano che ha accettato il mio invito a essere qui con noi sempre di sabato mattina, visto che non abbiamo niente da fare, e ti lascio il microfono per i saluti. Stefano, grazie, ciao. Un caloroso saluto a tutti. Mi raccomando, dobbiamo accrescere la nostra consapevolezza, miglioriamo le nostre capacità di osservare le minacce digitali di oggi. Con questo chiudo, perché sennò mi mandate a quel paese. Un caro abbraccio. Ciao, bentornato. Ok. 3, 2, 1, go!